Buonasera a tutti, vi siete voi, te nuova da oggi, di che 8 di sabato, le tribulasa, la messa è 26. Bene, un attimino che simula questa videata e andiamo al massimo, eccola qua, cominciamo la solita macchina di salita fatta sempre dal suo stesso punto, quindi è belle che è uguale, se ne ho su che lo biaitino, che ne nugese, e insomma che ha questo diesel tutto, insomma, non ha cambiato belle che nulla, sul calore non cambia granché, oggi è pure un calore, metta, ma lo diamo diretto, il sul Zaravallo. Ecco, sole preno tutto da dire, non mostra cartino gheda, giusto, orta e die, verso Sastrese e Salvatore e poi verso Sassese, però poca roba, insomma, non soltanto di abbassare la temperatura. Crasa, molto qualche nuvolo in pruso, da essa 19, poi da essa schifbe e prodotto su zero resta che in carichi non veda nessuno da che tu non pacco di umbra. Ma vediamo se la temperatura sono, oggi è sabato 38 massimo 26 il minimo, Crasa domenica 38 massimo 26 il minimo, lunedì è sempre 38, 37, 35, 32, 29, 28, 29, insomma anche di aspettare a lunedì che ti prova a tappare un po' di temperatura più bassa. Bene, incominciamo a Dolomanno che d'uno toccamento e dolo a 70 anni, per esempio il morto Pascale Manca, che sono dei pistoli, questo è il pistolo, marito di Dina De Iana, De Rune, babbo de Grazia e Melchiorre, frate del Giampiero, Grazia, Maurelio, Diego, Torina, Arcangelo e Giuliano. Pascale è fiata pastore, tutta la vita hanno scritto pastore e ultimamente ha avuto difficoltà per le cose, qualche problema a Sanca, ma poi è stata operata, è andata pure bene l'operazione, purtroppo mischino poi si l'ha posto ateo e quindi Dolumanno. Però Pascale, l'interno è storia sabato, perché 8, o le triulas a Saschimbe in Sacrea del Santuorio. Condolenze alle pazienti, a San famiglia tutto, dai padri, de Vitti TV. Le condoglianze si riceveranno in chiesa, ecco, questa è una cosa che sono danno toccamento, quindi sul Camposanto non si accettano a condoglianze, insomma, cioè non sono previste scondoglianze. Questo bisogna dimenticato di scrivere, ma dovrebbe essere scritto il suo manifesto. Per colmare il vuoto di questo infinito e buio abisso dell'assenza c'è solo la speranza di una luce dolcissima che ti abbraccia libero da ogni viscerale dolore. È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Pasquale Manca. Con profondo dolore ne danno triste annuncio la moglie Dina e i figli Grazia e Melchiorre. I funerali avranno luogo sabato 18 luglio alle ore 17 nella parrocchia San Giorgio Martiri di Bitti, partendo dall'ospedale di Mancatasaelle San Francesco di Nuoro. Bene, adioso Pasquale. Oggi stasera abbiamo dato l'appuntamento, questo è alle 20:30, cioè a 8 e mezza, a sabato alle 8 del Triulasa, in Roma Acceso, in Università Edata, è un incontro archeologico, santuario nuraggi della Sardegna, centro orientale, tra religione, economia e società. Andiamo da innanzi, entriamo in pagina del suo giornale, caldo, la Sardegna è allo stremo, Muravera 47,3 gradi, gli esperti temperature shock ancora per qualche giorno. ZES unica, l'isola ai margini, presentati progetti per appena 240 milioni. Nel 2024, da quando esiste la ZES unica per il Sud, in Sardegna sono stati presentati progetti per 240 milioni di euro, una goccia rispetto ad un dato complessivo 9 miliardi che riguarda anche le altre 7 regioni.
La Puglia è arrivata a 2,8 miliardi, un'opportunità di sviluppo che l'isola non sta cogliendo. Giuseppe Meloni, vicepresidente della Giunta, rimpiange tuttavia la ZES regionale. Il direttore di Confindustria, Andrea Porcu, mette in evidenza i limiti legati a trasporti ed energia. Metro Cagliari, andamento lento, nei cantieri appena 8 operai. Poi la cosa, cantiere sulla 195, la statale riaprirà il 24. Scenario di Monserrato, il rogo devastante, paradura per le api. La Nusei, dipendenti rapinati, le poste risarciscono. Tempio Sassari, Ragnedda a processo, via il 10 novembre. Navolo da innanzi, che è stata la prima pagina del Sa Nuova, il viaggio per l'isola, odissea per 1000 turisti, traversata infinita del traghetto da Genova a Porto Torres, qualche guasto, insomma. Incendi e caldo, il giorno più duro. Rapinatore in azione a Sassari, prende i soldi, poi chiede scusa. Omicidio Pinna, Ragnedda a giudizio, risca l'ergastolo. L'isola, Einstein Telescope, l'isola rafforza il patto con la Sassonia. L'intervento, troppi misteri dopo via D'Amelio. Ristoranti caduti nelle mani di app e influencer estorsori. Cioè, il ristorante delle giacche, l'influencer decidono di calevare il buono, calare il male, no, non è possibile. L'intervista del sabato, il super chef Roberto Carta. Bene, entriamo subito in zona nostra e T con la soluzione a WL, ufficiale l'accordo con la Sassonia. Un patto anche con l'Umbria per rafforzare la candidatura di Sollenato. Giornata di accordi per la governatrice Alessandra Torde per l'eventuale realizzazione dell'Einstein Telescope nelle miniere di Sollenato. Nell'auditorium Giovanni Lilliu dell'ISE, infatti, la Regione e la comunità scientifica nazionale hanno siglato dei nuovi patti rispettivamente con l'Umbria e con la Sassonia. Il documento, firmato dalla presidente Alessandra Torde e Stefania Puglietti, sancisce la cooperazione tra Sardegna e Umbria per promuovere, sostenere e valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, anche attraverso lo sviluppo di specifici progetti e iniziative comuni. Una collaborazione definita strategica per rafforzare l'Italia nella corsa verso l'aggiudicazione del progetto su mega telescopio per lo studio delle onde gravitazionali. Le due regioni stanno affrontando insieme un percorso che vuole rafforzare ancora di più la candidatura dell'ET, ha dichiarato la governatrice Tolde. L'Umbria ha dei laboratori fondamentali, un progetto, una tessitura che ci serve proprio per portare a casa ancora con più forza l'Einstein Telescope. Stiamo dimostrando che non è un progetto che riguarda solo la Sardegna, ma un paese intero. Cada paese, i paesi sono. Troppi detenuti in 41 bis nell'isola. Il governo deve rivedere il piano. La richiesta dei parlamentari PD, Meloni e Lai, al sottosegretario Balboni. Beh, insomma, qualche cosa deve impedire tanto. La Sardegna non può ospitare oltre un terzo dei detenuti in regime di 41 bis e la posizione ribadita dai parlamentari sardi del Partito Democratico Marco Meloni e Silvio Lai, al sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, in un incontro al quale ha partecipato anche la responsabile giustizia della segreteria nazionale belga, Deborah Serracchiani. Sardegna e Sassonia insieme per lanciare ET, accordo tra gli enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sollenato.
collaborazione tra l'isola e la regione, Umbria, dove operano importanti laboratori. Infopoint è aperto all'Ura, prima pietra nell'ex miniera. La scienza fa sì, la si fa, ma occorre raccontarla. Così Alessandro Cardini dell'Infil di Cagliari al taglio del nastro del punto di informazione sulla Sky Telescope, inaugurato ieri pomeriggio all'Ura nel Salone Murillo, completamente riadattato per ospitare i 4 formatori in grado di fornire informazioni dettagliate sul progetto dell'interferometro, in grado di studiare un volume di universo 1000 volte maggiore rispetto a quello analizzato ora. Presenti rappresentanti di Infini, INTV, INAF, la Presidente della Regione San D'Attordi, i sindaci di Lura e Nuoro, Mario Calia ed Emilio Fino. A Sosenato c'è la porra della prima pietra di quella che sarà l'edificio che ospiterà centro di ricerca, un osservatorio geofisico per lo studio della geodinamica del terreno e un centro per la divulgazione rivolto alle scuole. Il progetto, presentato da Massimo Faiferri, è stato elaborato dalla AT Lab dell'Università di Cagliari. BCTV non è stato informato, i Ternaleschi non hanno interesse e quindi se l'hanno fatta a Sassola. Vabbè. Nuoro, a Basanta c'è il bus navetta, aumentate questa di Sacchistione, anche la proposta di anche una ferrovia che è arrivata a Basanta direttamente da Nuoro, ma a quanto pare questa cosa non è stata in porta, hanno ben posto in un postalino che hanno da Nuoro a Basanta e poi da Basanta si può cliccare sul postale. La regione, importante passo per la mobilità, protesta il comitato. Beh, giustamente il comitato. Nuovo servizio bus garantirà un collegamento stabile e veloce da Nuoro alla stazione di Abasanta, dove si potrà proseguire in treno verso Cagliari, Sassari e Olbia. E il via il 27 con 16 corse nei giorni feriali, 8 in ciascuna direzione tra Nuoro e Cagliari. Nei giorni festivi 8 collegamenti giornalieri, 4 per ciascuna direzione, con 2 servizi internodali e 2 servizi autobus. In queste giornate fermata intermedia a Oristano e non a Basanta, in armonia con il programma di Trenitalia. L'annuncio ieri dalla Presidente della Regione San D'Attorde, dall'assessore ai trasporti Barbara Manca e dall'amministratore unico di ARST Giovanni Mucci, a margine della firma dell'intesa di collaborazione scientifica con la Sassonia, con la Regione Umbria, a sostegno dell'Einstein Telescope. La polemica, il comitato Trenitalia Nuorese parla di misura umiliante e poi mentre un pullman dell'ARS va nella direzione opposta rispetto alla linea ferroviaria a Basanta Nuoro. Certo che hanno nella direzione opposta. Visita istituzionale, Vitalis vede Sabba, l'ho trovato sereno. Franco Sabba sta bene, l'ho trovato sereno, è il primo riscontro del deputato di Forza Italia Vitalis, componente della Commissione Giustizia della Camera, dopo la visita effettuata ieri nel carcere di Badalcarro, dove da lunedì è detenuto il sindaco sospeso di Ottana. La mia è una visita istituzionale per rendermi conto delle sue condizioni di salute, spiega il parlamentare, precisando di non aver affrontato gli aspetti dell'inchiesta e che lo vede coinvolto. Non siamo entrati nel merito della vicenda né dell'operato della magistratura. Non era l'obiettivo dell'incontro. Vitalis coglie però l'occasione per ribadire una posizione di principio sulla custodia cautelare. Da garantista quale sono, e a maggior ragione perché Franco Sabba non appartiene alla mia parte politica e non ho mai avuto alcun rapporto politico con lui, ritengo che il carcere debba rappresentare sempre l'estrema ratio quando una misura detentiva viene applicata nella fase delle indagini preliminari prima di una sentenza definitiva. Non la ritengo plausibile.
Imprenditore visionario, mancherà al territorio, siamo dagli anni del Falcone, Bacchino del Falcone, finché l'hanno interrato Esi, migliaia di persone si sono ritrovati a Fondi nell'ultimo saluto all'imprenditore Bacchino Falcone, scomparso a Barcellona per un infarto. Fin troppo piccola la Basilica dei Martiri per contenere la folla proveniente da tutta l'isola e non solo. Nei funerali celebrati dal parroco Don Luciano Mone, che ha tracciato un ricordo del vecchio sindaco e più volte consigliere regionale. Accanto al feretro la moglie Bonarina Corrias e i figli Giuseppe e Daniela, attuale prima cittadina del paese e presidente dell'ANCI Sardegna. Andiamo da innanzi a scuola di ambiente con ABBA, Museo Grande dell'Odè, all'Odè il successo del progetto di educazione ambientale. Grande partecipazione per le iniziative di educazione ambientale del Comune e del CEAS Montalbo, tra escursioni e laboratori per i più piccoli. Il progetto ABBA prosegue il suo cammino con 2 iniziative che hanno unito residenti e giovanissimi, consolidando l'impegno condiviso nella tutela del Montalbo e nella sensibilizzazione ai mutamenti climatici. Bene, bene. Caso Ottana, la voce dell'ex sindaco Franco Sabba, cioè dell'ex sindaco, che non è Franco Sabba, scusate, Mario Lai. Franco Sabba doveva dimettersi, Mario Lai, penalista e a lungo in politica, interviene sulla vicenda giudiziaria. La sua è quella che si può definire senza mezzi termini una voce autorevole. 84 anni, avvocato penalista di lungo corso, si è occupato tra gli altri dei principali processi, in particolare dell'anonima sequestro. Ma Mario Lai è stato amministratore della sua Ottana per un decennio, sindaco dal 1970 al 1980, per un periodo qualsiasi, ma in quello dell'avvio del processo di industrializzazione della Sardegna centrale. Conosce bene i 2 codici, quello penale e quello civile, ma alla sua veneranda età ha ancora buon senso e una grande lucidità. Del terremoto giuridico che sta scuotendo quello che è stato il suo comune ed il sindaco, travolto Franco Saba, da lunedì ristretto in carcere, si pronuncia solo perché sollecitato sull'argomento. Le sue parole sono misurate, ma senza, come sempre, decise. Anch'io ho appreso dalla stampa, non so perché sia arrestato, non conosco il fatto, non conosco quasi quali siano i reati che gli vengono contestati, non so quali siano i giudizi a suo carico. L'unica cosa che posso dire è che ha sbagliato di fronte a queste contestazioni, a non dimettersi immediatamente, dice il penalista, che precisa ancora meglio il concetto, essendo già sottoposto ad indagini, andare a formare una nuova lista, a presentarla, a formare una nuova giunta comunale. La cosa più normale nel suo interesse personale sarebbe stato quello di farsi da parte. Invece non ho pensato alle RAI. Andiamo da innanzi, poi andiamo da Atiro, caldo senza tregua fino a lunedì sera, alto rischio incendi. Nuovo picco a Muravera con 47,3 gradi, noti tropicali con minime superiori a 25 gradi. Detenuto il 41 bis nell'isola dal governo Spiragli per un ripensamento, cioè no, che sull'Unione Sarda date una notizia diversa da nuova. Meloni e Lai incontrano il sottosegretario Balboni, possibili novità per Malu e Carlos. Influencer, app e recensioni finte così uccidono la ristorazione. Roberto Carta, chef sassarese, racconta la giungla cattiva dei fornelli. Il parere di Giugiola 66 può distruggerti
e Ted Falk ti tiene in ostaggio. Sono due influencer praticamente. Sassari per anni ha cucinato per gente che non ha mai bisogno di guardare la colonna destra del menù. Poi, cioè lo trailer, poi è sceso dai super yacht dei milionari per approvare tra i San Pietrini di Roma. Nella capitale ha trovato una giungla, un mondo capovolto dove la carbonara costa 18 euro, ma la pasta è precotta, dove il menù li firmano gli executive chef, ragazzini 25enni che non sanno tenere in mano una padella, e dove il padrone assoluto del locale non è chi paga l'affitto, ma l'algoritmo di Ted Park. Roberto Carta, sassarese, 63 anni, uno degli chef più di lungo corso, e il suo sguardo è disincantato. Per lui la ristorazione contemporanea oggi non è altro che un racket elegante e disperato. È una guerra di posizionamento dove il nemico non è la concorrenza del ristorante accanto, ma la recensione di Giugiola 66, tra influencer pronti all'istruzione per un piatto di spaghetti a scrocco e app digitali che strozzano i margini di guadagno. Il cibo è diventato l'ultimo dei problemi, almeno in un mondo di stipendi a rate, pasta precotta e cuochi bengalesi che rosolano il maiale senza averlo mai assaggiato. Roberto Carta, dopo tanti anni dietro ai fornelli, ha la nausea e ha deciso di scoperchiare la pentola. Quello che bolle dentro non profuma di tartufo, puzza di marcio. E questa la verità indigesta che contiene. L'intervista è molto interessante, bolla sicuro, le ghite bolle. Emissioni, l'UE cambia le regole dell'ETS, la tassa dopo l'essere emissione, più tempo per le imprese, per la transizione verde, quote gratuite oltre il 2030. La Commissione europea presenta una riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione ETS e punta ad allineare il mercato del carbonio all'obiettivo UE di riduzione del 90% delle emissioni nette entro il 2040, cioè che scriccare anche un'altra proposta più spacco pesante economicamente. Nessuna tempesta in corso, in orchestra l'Agenzia delle Entrate che smentisce l'invio di cartelle a luglio. Non c'è nessuna tempesta, nessun aumento di lettere di conformità, cartelle e altre comunicazioni. L'Agenzia delle Entrate smentisce per il mese di luglio di aver sottoposto i contribuenti ad un tour de force come indicato da alcuni media in questi giorni, e ricorda anche che si va verso la tregua estiva con la sospensione della notifica degli atti in agosto. Allora, rinuncia politica internazionale, sono pronto, cambierò il Regno Unito, con il suo primo ministro nuovo dell'Inghilterra, il incoronato leader del partito laburista dalla Special Conference. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, sarà il nuovo primo ministro. Boh, promettente cosa. Ministro della difesa, Zelensky non cede, fiducia per Kamara. Ignorate le proteste in piazza. Volodymyr Zelensky ignora le proteste in piazza e le critiche che si levano anche da qualche settore delle forze armate e tira dritto sulla strada segnata con la rimozione del giovane ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Il suo sostituto, nominato ad interim, Yevhen Kamara,
già comandante al centro per le operazioni speciali. Sa esattamente di cosa ha bisogno l'Ucraina ed è anche in grado di mantenere il controllo sulla situazione interna in tutte le componenti delle forze di difesa, ha assicurato il presidente. E va bene, andiamo avanti sempre sulla politica internazionale. Trump sparge veleno sulle elezioni USA truccate dalla Cina, cioè Trump sta cercando di escludere una parte dell'elettorato, iscritti chi in questa elezione del medio termine piccato una batosta, quindi cercando chi intuppede la soprastone può cercare di evitare. L'accusa sull'esito del 2020 prepara la contestazione al voto dei midterm, cioè già preparando a contestare il voto chi lui per bene. Nuovi, e allora la crisi, i Pasdaran attaccano le basi americane in Medio Oriente, nuovi raid su ponti e ferrovie a Teheran, emergenza energetica elettrica, ritorna il rischio di escalation, cioè la guerra che la sta bombardando la strutture dell'Iran. Da semi sconosciuto a primo ministro, devo dare l'esempio di Burman, il nuovo presidente laburista, perché prende il posto di Starmer, cioè Starmer praticamente Oio Crasata deve dimettere e tutto implica su. G8 di Genova, Carlo, le torture, le condanne. Carlo Giuliani in questo. L'anniversario sono trascorsi 25 anni, gestione errata dell'ordine pubblico. Mancamata Bosa come testimone del su G8, ma non va a poter andare a casa bestorra la questione, mobilitazione, la finanza, insomma, e quindi a essere in la finanza a difendere la terra sarda. Il 20 luglio saranno trascorsi 25 anni da quel G8 a Genova che per primo metteva assieme i grandi della terra, 25 anni dall'evoluzione della polizia della scuola Diaz, centro stampa e dormitorio per il Genova Social Forum. Dalla morte di Carlo Giuliani, 23 anni, ucciso da un colpo di pistola esploso dal carabiniere Mario Placanica, di poco più giovane di lui, da quelle che sono state definite dalla CEDU le torture avvenute nella caserma Bolzaneto. Noi siamo su piazzale del supporto. Tancamos il tenore de oggi e nos damos l'appuntamento a casa a sabato sera e qui sono questi piccoli appuntamenti, beh, Bizzi TV, il te contanta, il te capita e poi anche la scuola, insomma, aggiungo. Non che battono un commento, allora Nina Carai, buona giornata a Nina, i testi da te e ti escono da casa. A mezzo il video, buona a tutti, adios, a mezzo da crava, stasera va a essere diretta da Romanzese.